Sì, allora principalmente il nostro prodotto principe è la farina, ovviamente, quindi un prodotto semilavorato. Facciamo varie tipologie di farina in base alle produzioni che abbiamo. Noi in azienda, come azienda agricola, lavoriamo principalmente con 4 tipologie di produzione: i grani teneri, i grani duri, il mais e il farro. All'interno di queste 4 tipologie ci sono poi altrettante varietà, nel senso che abbiamo diversi tipi di grani teneri, ognuno con le proprie caratteristiche, quindi c'è il grano tenero più adatto alla panificazione, il grano tenero più adatto al mondo, diciamo così, delle paste frolla, della biscotteria, e un grano tenero più prestante per le lunghe lievitazioni, quindi per esempio per la pizza. E per i grani duri poi stiamo recuperando ormai da qualche anno anche delle varietà antiche come il Senatore Cappelli e il Khorasan, quindi più adatto per esempio per l'utilizzo in pastificio o comunque della pasta anche fatta in casa. E il farro, come dicevo prima, il farro è uno dei cereali su cui adesso si sta puntando anche di più a livello di digeribilità. In particolar modo noi per esempio coltiviamo il farro monococco, che è stato il primo cereale coltivato dall'uomo e per la struttura che ha è un cereale altamente digeribile e che si presta anche tra l'altro a svariati utilizzi ed è un cereale molto interessante proprio per tutte le caratteristiche che presenta. E infine il mais che è un po' uno dei prodotti che più è legato alla nostra tradizione. Siamo nella bassa padovana, quindi è sempre stata questa la terra di polenta, sia con il mais giallo che per quanto riguarda il mais bianco. Unitamente alle farine poi, proprio per la collaborazione stretta che abbiamo con il territorio e con altre realtà produttive artigianali, facciamo anche dei prodotti finiti, trasformati, quindi usando le nostre farine. Quindi per esempio parlo di pasta, parlo di polenta già pronta, parlo di gallette di mais, gallette di farro, parlo di biscotti, in particolar modo per esempio dei saetti, che sono un po' uno dei prodotti che più rappresenta l'area anche del veneziano e comunque che sono più legati alla storia del Veneto per quanto riguarda proprio la biscotteria. E infine poi anche i panificati, quindi grissini, fette biscottate, crackers, tutto quello che ha a che fare, diciamo così, con il mondo delle farine, che è strettamente legato da un lato alla panificazione, dall'altro lato poi alla trasformazione proprio di cereali anche antichi, appunto per l'utilizzo per esempio della pasta. E cosa che si sta un po' riscoprendo negli ultimi anni, in quanto si sta un po' tornando a quelle varietà che sostanzialmente soddisfacevano il fabbisogno fino agli anni 70 e che poi sono state purtroppo abbandonate per la coltivazione di varietà nuove, di frumenti nuovi che sono molto più prestanti dal punto di vista della produzione. E noi da questo punto di vista stiamo cercando di andare, come anche altre realtà, come altre aziende agricole, stiamo cercando di andare un po' controcorrente rispetto a questa cosa qua, cercando di riportare un po' la riscoperta di queste varietà antiche che tanto hanno significato per il nostro passato anche a livello proprio nazionale e che presentano delle caratteristiche a livello di profumo, di gusto, anche di digeribilità assolutamente incredibili rispetto alle più innovative tipologie di frumenti.